Buongiorno e benvenuto al nuovo questore di Udine, Manuela De Bernardin. Abbiamo l'opportunità di conoscerla e di presentarla. Oggi ha incontrato la stampa e ci ha raccontato qual è stata la sua prima impressione di Udine. Una città bella, viva, molto bella dal punto di vista architettonico, un bellissimo centro che fa parte di una provincia grande e complessa a cui non manca nulla, dalle montagne al mare, una realtà imprenditoriale importante e una squadra di calcio di Serie A, quindi una provincia completa. Sono già cominciati i primi incontri istituzionali, stamane con il prefetto, a breve incontrerà il sindaco. Qual è il programma, la tabella di marcia? Dopo il signor prefetto e il sindaco incontrerò tutti i vertici delle istituzioni religiose, civili e militari, la magistratura, prima di Udine, poi a Trieste e poi anche le realtà sociali con cui ci dobbiamo confrontare per garantire al meglio la nostra attività, quindi la sicurezza e la tranquillità sociale. Pochi giorni fa nel quartiere della stazione c'è stata un'importante operazione antidroga. Lo spaccio di droga è un fenomeno che è sempre stato rilevante in città. Ecco, lei come intende affrontarlo? Abbiamo una squadra mobile che ha dimostrato grande professionalità nel portare avanti e concludere un'operazione così complessa. Non c'è solo l'aspetto repressivo, c'è anche l'aspetto preventivo che noi garantiamo con dei volanti, con vari altri uffici. Importante secondo me è anche la collaborazione della cittadinanza. Una volta liberata una zona, come ritengo sia successo in questo caso, occorre che la comunità si riappropri di quella zona rioccupandola con attività lecite e questo secondo me può contribuire molto a impedire il ritorno del degrado, almeno in quella zona. Starà a noi poi e a tutte le forze di polizia consorelle continuare la nostra attività per intercettare degrado, per intercettare illiceità e garantire che la comunità possa vivere nell'assoluta tranquillità. Primo questore donna? Bene, una bella sfida, ringrazio il capo della polizia e i vertici che hanno avuto fiducia in me e spero di portare avanti anche il messaggio un questore donna è uguale a un questore uomo e quindi rappresento tutto il genere femminile e mi metto davanti a tutte le colleghe, le collaboratrici, ma ritengo che uomini e donne nel nostro lavoro siano uguali, abbiano le stesse potenzialità e nessuna differenza. A breve ci sarà la festa della polizia. E certo, arrivo già con un programma fissato e un'organizzazione avanzata e aspetto anch'io quel giorno. Sarà poi il 10 d'aprile in Piazza Libertà e sarà anche un'ottima occasione, avvenendo dopo 10 giorni dal mio insediamento, per presentarmi a tutta la comunità. Grazie.